Siamo alla quarta corsa dal Savio, ancora cavalli sulla distanza del miglio, però questa volta sono 4 anni. In 8 dietro l'autostart, 1 Bye Bye B, 2 Big Capar, 3 Bahia Pax, 4 Bad Girl Fee, 5 Benvenuto Par, 6 Baria Ama. In seconda linea 7 Bonton GSO, 8 Blasco Real. Big Capar e Benvenuto Par si contendono il pronostico, in questo momento passato favorito Big Capar, ma i due sono vicini e a quota fissa sono invertite le quote. Va davanti subito Bahia Pax ed è più veloce Benvenuto Par di Big Capar, che è svelto a portarsi sulla testa per andare a chiedere strada. Veloce anche Bye Bye B. E così Benvenuto Par in 200 metri esatti è leader della corsa, 14,9, mentre Big Capar deve farsela all'esterno, a meno che non trovi posto alla corda, cosa che non sembra in questo momento possibile. Infatti rimane al largo, raggiunge il sediolo del secondo cavallo, che è Bahia Pax, e quindi cerca di avvicinare Benvenuto Par dopo 500 metri di gara. Intanto il leader è andato via da 30 per i primi 400 metri di gara, da 1,15 esatto, 45,9 invece per i 600, ha rallentato ora. In vantaggio però Benvenuto Par, si trascina la coppia formata da Bahia e Big Capar. Non cambia nulla tatticamente, 1 minuto e 5 decimi il passaggio agli 800. Quarta posizione in corda per Bye Bye B, che come Benvenuto Par è reduce da 3 primi consecutivi. Benvenuto però arriva al chilometro in 1,15,2, ora allunga ancora. Mentre per corsie esterne anche Bariama cerca di farsi luce. Intanto siamo a 400 scarsi dalla conclusione, parziale in 14, che cerca di lasciare lì gli avversari, in particolare Big Capar che cede, mentre serra sotto Bahia Pax, che ora tenta addirittura l'attacco all'ingresso in retta d'arrivo. Più indietro Bye Bye B, retta d'arrivo dopo un 28,7 di penultimo quarto. Tenta l'attacco Bahia Pax, Benvenuto Par però ha energie sufficienti in serbo per ribattere agevolmente all'avversario, vincere, mentre per il secondo posto all'interno Bye Bye B forse riesce a piegare Bahia Pax. 1,13,7 il ragguaglio conclusivo, con un doppio 28,7 a chiudere. Antonio Di Nardo raddoppia così il successo ottenuto in precedenza con Cash Fass, sempre per conto di Gennaro Casillo. Andiamo a rivedere le fasi finali. La vittoria per Benvenuto Par, la quarta a seguire, il poker a seguire quindi per Antonio Di Nardo con questo cavallo, e per il secondo posto sul palo il numero 1 Bye Bye B, a ragione di Bahia Pax.